Bene, io darei inizio anche perché siamo collegati in diretta a YouTube, quindi per chi ci segue da casa o da altri o da remoto, insomma, cerchiamo di essere un po' puntuali. Vi ringrazio di essere qui con noi. Vi siete collegati anche con la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, che è qui presso il Centro Trevi e come ogni settimana di martedì e di mercoledì organizza degli incontri con autori e autrici di vari argomenti, ma soprattutto cerchiamo sempre di dare dei nuovi spunti di lettura, di approfondimento, creando anche delle vetrine tematiche ad hoc. La Biblioteca Provinciale ha come scopo quello di stimolare la curiosità, di aiutare nel costruire dei percorsi e di costruirsi anche una cultura. E questa sera parleremo proprio di questo con l'aiuto della nostra autrice che è qui con noi e che ringrazio di aver accettato l'invito, di cui si è fatto promotore il dottor Lampis, che ringrazio anche lui di essere qui con noi. La dirigente è stata dirigente della Sovrintendenza Capitolina dei Beni Culturali, ha insegnato, è stato docente anche presso l'Università La Sapienza di Roma, grande esperta di beni culturali, di storia dell'arte, di museologia. Abbiamo qui alcuni dei suoi libri, dei tanti saggi, dei tanti contributi che ha regalato alla nostra comunità. E infatti anche la comunità c'entra molto nel suo discorso, nel suo percorso di quello che è la cultura e soprattutto del ruolo della cultura italiana e dell'Italia in un contesto storico, in un contesto internazionale, ma anche in una prospettiva futura. Quindi non mi dilungo molto nell'introduzione perché voglio innanzitutto ringraziarla di essere con noi. Ho visto anche le slide e devo dire che sarà molto interessante seguire questo suo incontro. E voglio ringraziare appunto anche il dottor Lampis, che è il nostro direttore di ripartimento, nonché capo ripartizione cultura italiana e sviluppo economico, perché si presta, devo dire finalmente, alla moderazione di alcuni libri e questa sera sarà con noi per raccontarci e aiutarci appunto in questo percorso che ha come titolo, come vedete anche il libro qui messo sul nostro tavolo, Italia o cara, con la cultura si diventa grandi, e questo lo possiamo prendere come motto anche per la biblioteca, che cerca in tutti i modi di favorire l'incontro con il bene comune che può essere il sapere, i libri e anche queste iniziative. Benissimo, allora vi ringrazio, buona serata e a voi la parola. Ah no, ecco, adesso si sente il microfono. Perfetto. Benissimo, ecco, dicevo che sono contento di avere qui Maria Vittoria Marini Clarelli, è stata mia collega al Ministero, è una persona molto importante nel mondo delle professioni dei beni culturali, perché oltre che essere stata, come ha già detto la dottoressa Trevisan, la nostra bravissima dirigente della Biblioteca Provinciale, è stato a capo della Sovrintendenza Capitolina, quindi ha gestito il patrimonio culturale della nostra capitale, è stata per tanti anni alla GNAM come direttrice, prima ancora come funzionaria, dirigente, credo che ha fatto tutto, e la leggenda è anche che ha fatto anche la custode durante lo sciopero, insomma, una leggenda ormai che tutti nel mondo dell'arte si ricordano, insomma. Ecco, questo per dire che qui siamo di fronte a una persona che il patrimonio culturale, la sua letteratura, la sua gestione lo ha conosciuto in tanti aspetti della sua carriera, oltre a essere appunto una storica dell'arte di grande spessore, è comunque stata un grande dirigente e ha trattato nella direzione generale Belle Arti e Paesaggio proprio la materia più cruciale
di quella direzione generale e poi appunto avendo in mano prima la galleria così importante con l'eredità di Palma Bucarelli, insomma uno dei luoghi dell'arte più belli e più importanti. Chi non c'è mai stato ci vada, perché innanzitutto è un vero museo a forma di museo e quindi con un'architettura che facilita la comprensione e la visita. E dopodiché ha una collezione talmente straordinaria della storia dell'arte italiana che merita veramente una visita ad hoc quando si va a Roma. Però dicevo, Maria Vittoria Marini Clarelli non solo un funzionario, un dirigente, una studiosa, ma è proprio una di quelle poche persone all'interno del panorama delle professionalità dei beni culturali che ha passato tutti gli step, che ha visto la gestione del patrimonio, la valorizzazione sotto tutti gli aspetti, non ultimo quello che io dico che fa bene a tutti, cioè insegnare, scrivere, perché il miglior modo di imparare, almeno nella mia lunga, anche mia lunga vita professionale, secondo me è insegnare. Non c'è modo migliore per imparare. E Maria Vittoria Marini Clarelli è sempre stata docente di queste materie così importanti. Allora, questo libro, poi le lascio la parola perché noi abbiamo sempre il proposito di non essere troppo lunghi, perché sennò i libri poi non si comprano, non si leggono, invece noi vi diamo un assaggio. Questo libro io l'ho letto con grande interesse e insieme a quello che ho presentato l'altra volta di Franco Broccardi lo considero negli ultimi 3 o 4 anni veramente questi due sono i libri da leggere. Insomma, ecco, questo è un libro che riporta l'analisi della cultura, in questo caso profondamente legata all'Italia, in una prospettiva molto ampia, quella che a me piace chiamare l'occhio di mosca, come diceva Borges, cioè di non avere un occhio solo per le proprie passioni e specializzazioni, ma riuscire a offrire al lettore un panorama veramente vastissimo. E questo panorama vasto comprende la provocazione iniziale: se l'Italia affogasse nel mare, insomma, e sparisse, che cosa sarebbe della cultura del pianeta, fino a un'analisi innanzitutto molto giuridica, che consiglio anche agli studiosi di diritto, insomma, di che cosa significa il patrimonio culturale nel panorama giuridico del mondo occidentale e non solo. Quel capitolo è un capitolo molto molto potente. E dopodiché nell'analizzare i rapporti tra la cultura e i politici, tra la cultura e quelli che noi chiamiamo i privati, che poi alla fine siamo noi, passando per un istituto che definisce eversivo, che a me piace da morire. Sono stato correlatore di una tesi di laurea sul fideicommesso, una cosa che esiste solo a Roma e che significa, diciamo, la mano del Papa, quindi la mano pubblica che ferma gli arredi artistici di una casa perché non possono essere, diciamo, svenduti, venduti, frazionati. E se noi possiamo vedere i grandi palazzi, Galleria Corsini, Galleria Borghese, eccetera, è grazie a questo istituto giuridico che ha fermato l'avidità di alcune famiglie e ha lasciato ad un concetto fondamentale in questo libro, cioè noi, i cittadini, il bambino, che siamo un po' tutti rispetto al grande patrimonio culturale, essendo gli eredi. Noi siamo personificati in questo libro come l'erede, e quando si parla di heritage, di eredità del passato, questa autrice lo fa in un modo straordinario, quasi facendo l'individuazione di una personalità in crescita che ha diritto che quello che gli spetterà da grande, qualcuno, un professionista possibilmente, lo protegga.
E quindi questo libro, per chi fa il nostro mestiere, cioè il mestiere, la professione nel mondo della cultura, è un libro che dà molta costruzione del senso di quello che facciamo. E qui ho scritto che, pasticciando con la mia grafia, che ha comunque un tratto non lamentoso, non inutilmente emergenziale, che è un altro dei caratteri delle derive che ha preso la riflessione sui beni culturali, ma è un libro veramente che riprende, diciamo, la costruzione di senso. E basta, io non ho altro da aggiungere se non la gioia di aver rivisto una collega di cui ho una stima infinita, e adesso lascio a lei di raccontare il suo libro. Grazie di essere qui. Grazie mille a Antonio Lampis, figura che per noi del Ministero dei Beni Culturali è stata di grande importanza e simpatia, quindi ha portato poi una grande vitalità nel settore dei musei di cui si è occupato da direttore generale, quindi ci sono anche riflessioni condivise in quello che io ho pensato di scrivere come libro, che aveva un po' alcune caratteristiche legate alla fase conclusiva della mia carriera, quindi è quello che uno fa quando si guarda un attimo indietro e dice bene, adesso che cosa succede? Io mi sono occupata di cultura, in particolare di arte, per 40 anni di carriera, e tutto questo che cosa significa? Direi che il primo sentimento è stato di gratitudine, perché l'Italia è un paese straordinario da questo punto di vista. Ogni volta che si studia quello che l'Italia ha fatto nel tempo si rimane stupefatti dalla quantità, dalla varietà. È veramente, come diceva un amico svizzero, se voi aveste anche l'organizzazione non sarebbe giusto. Non sarebbe giusto, perché il mondo deve essere un po' equilibrato. E non so se il valente tecnico può proiettare un'unica slide, perché poi col direttore Lampis abbiamo deciso di non fare una presentazione con PowerPoint, che è quella dove appare l'Europa senza l'Italia, perché è un'immagine abbastanza sconvolgente, anche perché sembra che non ci sia mai stata. Non è così? Quindi io ho immaginato, diciamo, facciamo due scenari, uno impossibile, l'Italia non è mai esistita, e uno distopico, l'Italia sprofonda come Atlantide in una notte. Che succede, a parte il fatto che la Svizzera ha il mare? Poi ci sono dei piccoli effetti, no? Se non ci fosse mai stata, non ci sarebbe quasi nulla la cultura nel mondo, se uno ci pensa, di quella che c'è ora nell'Occidente, perché il buco dell'Italia porterebbe via anche il nome America, tanto per parlare di un argomento drammaticamente all'ordine del giorno. E però se l'Italia sparisse adesso, tutti avrebbero un po' la sensazione che non sia successo un granché nell'equilibrio del mondo, no? E che anche dal punto di vista culturale, in fondo, l'Italia cosa ha fatto da quando è una nazione? Relativamente poco. E invece questo non è vero, perché c'è stata una via un po' sotto traccia, ma molto efficace, che ha caratterizzato ciò che noi abbiamo fatto nel nostro essere gli eredi di quei romani di cui una grande filosofa, Hannah Arendt, diceva che hanno inventato la cultura, che il termine cultura in greco non c'è. Arendt semplifica un po', dice che i greci erano estrattori e quindi per loro non si trattava di coltivare la terra, ma di recuperare dalle profondità con fatica, mentre i romani erano coltivatori. E quindi la cultura nasce come un giardino, e c'è un rapporto che Arendt subito focalizza dicendo però chiaramente se non ci fosse questa idea della cultura romana non ci sarebbe il paesaggio italiano. Quindi da subito interviene questa grande capacità di collegare ciò che l'uomo produce a ciò che l'uomo si trova già pronto, no? In qualche modo, ma il paesaggio poi è sempre modificato dall'uomo. Quindi l'Italia è il luogo dove questo equilibrio si crea in una maniera sorprendente, c'è un grande senso dello spazio. Tutto questo però determina, e c'è una prima parte del libro in cui si insiste un po' sul fatto che noi siamo l'unico paese che ha
una derivazione dal latino della propria lingua, dove cultura e coltura sono due parole diverse. In qualunque altro paese coltivare lo spirito e coltivare la terra si dicono nello stesso modo, laddove chiaramente abbiamo un etimo latino. Perché noi abbiamo fatto questo? Perché questo è successo in un momento storico preciso, che è stato quello in cui si è scritta la voce cultura per l'enciclopedia italiana, la Treccani. Perché a un certo punto l'idealismo ci ha portato a pensare che questa metafora agricola fosse negativa. Invece, ecco, lì è intervenuto un elemento che poi ci ha portato molto lontano. Adesso non voglio dirvi tutte le conseguenze, però una di queste conseguenze è anche che c'è stato un certo periodo nel quale noi abbiamo identificato cultura e propaganda con gli effetti nefasti di un ministero che si chiamava della cultura popolare e della propaganda, perché alla fine il patrimonio non si chiamava culturale, si chiamava artistico. La cultura era tutto ciò che riguardava tematiche in cui c'erano aspetti anche abbastanza inquietanti. Però questo non esclude che anche in un periodo, diciamo, infausto della nostra storia, una sapienza giuridica grande abbia poi creato delle leggi, degli aspetti di protezione anche del paesaggio che hanno avuto dei grandi nomi, che in fondo il promotore della prima legge è stato Benedetto Croce. C'è stato molto di riflessione sulla cultura, e tutto questo ci ha portato anche ad avere un'incertezza tra il termine eredità e il termine patrimonio culturale quando si tratta di tutto questo. E quindi nel riflettere su questi due termini che si pongono per noi che ci occupiamo di patrimonio culturale ogni volta che bisogna tradurre dall'inglese o dal francese, perché i francesi usano il termine patrimoine, gli inglesi usano il termine heritage, e però non sono la stessa cosa. In effetti la riflessione di questo libro mi ha portato a capire che l'eredità è molto più ampia del patrimonio. Il patrimonio è l'eredità oggi, con la sua presenza anche fisica. L'eredità è qualcosa di molto più ampio, quindi nell'eredità ci sta anche quello che è sparito, no, che noi avevamo e non abbiamo più. Anche quello che è all'estero, quindi è chiaro che la Gioconda è nell'eredità italiana, ma non sta nel suo patrimonio. Questo non significa che non sia nella sua eredità, perché in fondo l'abbiamo prodotto noi, è parte della nostra cultura, che non significa che uno se lo deve riprendere, perché non è necessario che l'eredità si basi sul possesso fisico degli oggetti, no? Ma c'è un'estensione più ampia, e tutto questo ha fatto sì che l'Italia fosse una sorta di patria elettiva di tutti quelli che volevano avere in qualche modo la cultura come denominatore universale. Quindi il Grand Tour, che tutti conoscete, che è stato questo momento in cui si veniva in Italia come viaggio di formazione, gli inglesi in particolare, ma in realtà tutta l'Europa, quel momento è stata una fase in cui la gente veniva in Italia e si riconosceva cittadino di questo luogo. Un grande studioso tedesco, Gregorovius, quando riceve la cittadinanza romana dice che stava quasi svenendo per l'emozione, perché l'idea di dire io sono cittadino romano l'aveva veramente molto colpito. Quindi questa eredità riguarda anche quello che sarà. Quindi eredità significa che c'è qualcuno, come diceva Antonio Lampis, che la deve prendere. E quindi è chiaro che la prospettiva transgenerazionale è quella che giustifica il perché noi non possiamo usare solo per noi tutto quello che abbiamo, perché va pensato in avanti, e all'Italia questo compito è stato in qualche modo affidato. Quindi l'aver noi cercato, anche in un contesto internazionale molto ostile, di conservare le cose nei loro territori, di avere una dimensione contestuale della cultura, tutto questo poi si sta rivelando qualche cosa di collegato con altri grandi temi come la cittadinanza, la patria, cioè l'essere una patria un po' per tutti. Un'altra riflessione sull'eredità italiana è che noi, appunto dal latino in poi, siamo sempre stati bilingui, e qui con voi, come dire, sfondo una porta aperta. È una grande possibilità culturale essere bilingui, avere una lingua con cui confrontare la propria. E noi a un certo punto questo bilinguismo l'abbiamo perso, e noi abbiamo avuto il latino naturalmente, abbiamo avuto il francese, poi a un certo punto nell'incertezza useremo l'inglese, useremo il francese,
ci siamo persi. Quindi siamo una generazione, diciamo, negli ultimi 30 anni, che balbetta un po' le lingue, tranne voi che qui siete bilingui seriamente, no? Non avere una lingua di confronto per capire e dire che noi in qualche modo siamo stati quelli che hanno scritto il primo dizionario inglese, perché il primo dizionario inglese è stato scritto da un italiano. Io non entro nel merito se John Florio sia veramente Shakespeare, però certamente era uno che ha fatto il primo testo italiano-inglese complesso e creando un numero di vocaboli superiori a quelli che quasi in contemporanea l'Accademia della Crusca aveva creato. Quindi l'eredità italiana è un'eredità universale, quindi è un paese che ha dei diritti ma anche dei doveri un po' superiori, no? Antonio Gramsci diceva che gli italiani hanno una certa propensione internazionale in automatico, cioè come se tutto il mondo gli avesse consegnato la propria possibilità di bellezza, no? Quindi è un paese che le persone quando lo vedono, io torno da Venezia ed è comunque sempre impressionante vedere come reagisce il visitatore che entra a Venezia per la prima volta. In tutto questo quindi l'inizio è stato un po' capire che cos'è questa eredità culturale, quindi se vorrete leggere il libro come si definisce questa eredità, che cosa la caratterizza, perché ha delle caratteristiche, ma poi c'è un tema, cioè che l'Italia avrebbe più di tutti gli altri il titolo per occuparsi dei diritti culturali. E cosa sono i diritti culturali? Nessuno lo sa. Perché noi quando pensiamo ai diritti fondamentali pensiamo a quelli civili, a quelli politici, ma che nella Carta dei diritti dell'uomo ci sia un articolo 27 in cui si dice che tutti hanno diritto di partecipare alla vita culturale, questo sembra una cosa in più, no? Sembra che a una persona la cultura arrivi solo quando è già un borghese, quando ha già di che vivere, quando ha già il suo lavoro, e invece la cultura è un diritto fondamentale che inizia dalla fase immediata, no? Quindi non è che una persona, perché è un senza fissa dimora, non legge più un libro. E i diritti culturali quindi hanno questa presenza dal momento in cui Eleanor Roosevelt, che come sapete era la presidente della commissione che ha stilato la Carta dei diritti dell'uomo, esibisce questa grande carta dal 1948, questo diritto alla cultura c'è, ha avuto una sua enorme evoluzione, ma è molto difficile applicarlo, perché poi ci vorrebbe sempre uno Stato che questa accessibilità alla cultura la garantisce. Noi avremmo questa possibilità come Italia, noi li abbiamo siglati tutti questi accordi, quindi abbiamo ratificato patti, convenzioni, partecipiamo a qualunque cosa riguardi la cultura e quindi teoricamente avremmo questa possibilità. È che diciamo, il passo in avanti, cioè quello di ritenere che il diritto culturale genera un'economia basata su tutta una serie di elementi che non devono essere soltanto il grande flusso turistico con il suo indotto, ma un modo diverso di gestire proprio l'economia. No? E in questo senso i diritti culturali cercano anche di farci affrontare un tema che un pochino il dibattito sulla stampa, diciamo, anche quotidiana di livello avanzato degli ultimi 10 anni ci ha presentato, cioè il tema identità-cittadinanza. No? Sembra che l'identità sia un tema di destra e la cittadinanza sia un tema di sinistra. L'identità, i valori, la cittadinanza, i diritti. E invece si bilanciano a vicenda, perché alla fine un'identità senza cittadinanza è un sovranismo, no? Chiuso. Una cittadinanza senza identità è quella che un grande sociologo appena scomparso, Bauman, dice, è questa società cosmopolita, elitista dei grandi ricchi woke che girano il mondo, che passano da un luogo all'altro, che hanno questa capacità di rifornirsi al grande bazar mondiale, di prendere un po' di qua e un po' di là, fanno questa vita, diciamo, un po' spensierata e anche culturalmente ibrida e non si rendono conto che ci sono persone che a questa festa planetaria
non sono invitate, che possono reagire anche in modo molto violento, e purtroppo sono dati, no, che vediamo. Quindi ecco, per tornare un po' a noi, come mi diceva un parente ambasciatore, cioè quando si tratta di fare i negoziati, gli italiani sono sempre un po' più economenici degli altri, ma questo non è, diciamo, privo di rilevanza con la cultura, no? Perché fa anche parte di questa storia. Quindi i diritti culturali sono un tema su cui si potrebbe lavorare davvero tanto. E un altro aspetto, come accennava Antonio Lampis, è quello del rapporto tra il pubblico e il privato, no? E quindi noi abbiamo anche una tradizione abbastanza straordinaria di quello che si chiama il volontariato. Il volontariato è una cosa che c'è dappertutto? No, invece. L'Italia ha una tradizione di volontariato per tanti motivi, cioè che sia una tradizione cattolica, ma è anche una tradizione sociale molto forte. E questa tradizione, appunto, che c'è nello scautismo in Italia nostra, per dire due cose molto diverse, ha però generato anche negli ultimi 20 anni un fenomeno importante di collegamento tra la cultura e il terzo settore. Quindi leggevo una cosa che mi ha dato in anteprima Antonio Lampis oggi sul tema del welfare, no? Il welfare culturale. Cioè il benessere, anche la salute, ha molto a che vedere con l'accessibilità della cultura, no? Col fatto di poter, senza essere un professionista della cultura, poterne godere e anche sviluppare delle arti. Non è che deve dipingere solo un artista, no? Lo può fare anche qualcuno a cui serve perché sviluppa altri aspetti della sua personalità. Quindi l'arte, la lettura, la musica, tutto questo fa parte di uno sviluppo armonico della personalità. In questa dinamica, naturalmente, il terzo settore che si occupa di innovazione sociale, di problemi connessi con l'emarginazione, con tutta una serie di aspetti, diciamo, importanti che sono connessi con l'inaccessibilità della cultura. Questo settore è un po' la nuova scommessa della cultura anche. Recentemente io ho lavorato negli ultimi anni al Ministero nella Direzione Generale Creatività Contemporanea, dove ci si occupava anche di industrie culturali e creative, un tema molto, diciamo, dibattuto al momento. E quando si è trattato di fare con l'Istat il calcolo di quante fossero in Italia, perché le imprese culturali e creative vanno dalla RAI all'associazione culturale che gestisce un piccolo teatro, no? Sono molto sproporzionate, però sono poche. Quando la collega che doveva proporre questa indagine ha detto ma mettiamoci anche il settore non profit, sono diventati un numero enorme, perché la capacità economica di tutto il settore, come dire, senza scopo di lucro, è enorme e ancora relativamente poco indagata. Cioè che cosa produce tutto quello che è fatto, diciamo, a favore degli altri in termini di benessere, e anche tutte le cose. Chi lavora nella cultura sa che una quota di volontariato ce la deve un po' mettere, no? Che sia in termini, diciamo, di offrire una cena a un collega straniero perché il budget della tua struttura non ti permette di farlo, al dover appendersi un quadro da solo. Però questa quota di volontariato è una parte importante del prezzo, se uno, anzi del costo, se uno lo vuole calcolare economicamente. E quindi questo è un altro tema che ci apre a tante cose, anche quello dei beni comuni. Quindi recentemente in Italia un professore, Gregorio Arena, ha sviluppato un regolamento che permette ai cittadini, se si organizzano, di gestire uno spazio comune, che può essere per esempio un'area verde abbandonata o un luogo che potrebbe avere una funzione culturale, attivandosi come cittadini e facendo un patto con il comune, con la struttura civile. E lì si può, diciamo, immaginare questa partecipazione diretta dei cittadini all'eredità culturale, che un po', insomma, sarebbe anche molto pesante dal punto di vista del valore reale. Perché poi è evidente che anche chi viene in questo paese e sente, diciamo, il tessuto che c'è
no? Al di là di quello che uno lamenta, e i ristoranti sono cari, e però non ci sono i servizi, poi c'è invece un tessuto che rende la cultura parte della vita, che comunque viene percepito. E adesso concludo, perché direi che siamo quasi alla fine del nostro tempo, e però ecco, l'Italia gestisce anche in modo particolare il rapporto tra gli intellettuali e il potere, no? Abbiamo una storia, abbiamo una figura che è Machiavelli, no? Che lo ha fatto in una maniera sempre più discussa, ma torniamo alla nostra Hannah Arendt, che tanto si era appassionata alla cultura e ai latini, e Hannah Arendt diceva che cultura e politica si occupano dell'arredamento del mondo, cioè di com'è la nostra casa dove abitiamo oggi. Quindi è impossibile che le due sfere siano sempre in conflitto, che è però quello che un po' sta succedendo in questa fase, no? È come se la cultura volesse ostacolare lo sviluppo del paese, e quindi appena c'è e lì forse è colpa di tutte e due, bisognerebbe capire come arrivare. E l'arrivare, secondo Arendt, è proprio nel capire che c'è qualche cosa, il giudizio, che mette i due campi insieme, perché se io devo essere un produttore di arte, un produttore di testi o di prodotti culturali, devo essere libero. Ma nel momento in cui io invece passo nella sfera della cura, dell'occuparmi di questa casa e quindi di come le cose vanno trattate e gestite con i cittadini, e lì non c'è niente da fare. Insomma, si entra infallibilmente, no, nella sfera anche politica intesa in un senso molto, molto alto. E tutto questo ci permette allora di dire che l'Italia è un paese che sarebbe proprio il luogo ideale per politiche culturali innovative. Ma io questo non vi dico perché altrimenti non leggerete il libro. Beh, io voglio solo sottolineare come questo libro sia effettivamente un manifesto civile, e nonostante tanti riferimenti all'arte, alla definizione di cultura, con riferimento anche agli altri paesi, c'è anche un riferimento alla cultura, una civilizzazione tipica del nostro mondo vicino tedesco. È un manifesto civile che si preoccupa appunto del bambino nudo, no? Che riceve l'eredità, e si preoccupa anche con questa grande esperienza di dare un messaggio a quelli che fanno il nostro mestiere, che lo faranno. Io fra 23 giorni sarò felicemente in pensione, e vedo anche il mio collega Gatterer che mi seguirà fra un mese, con il quale lui si occupa della cultura tedesca. Abbiamo condiviso 25 anni di lavoro insieme. E dicevo, un manifesto civile per noi, cioè per quelli che saranno anche gli eredi miei e di Armin, per esempio Valeria, che è qui e che dirige uno degli uffici più importanti di questa ripartizione cultura, ed è la pagina 155 di questo libro, dove richiama Bobbio, maestro del pensiero liberale, non voglio dire di destra, ma comunque un pensiero, diciamo, basato sulla libertà, dove dice che l'impegno di chi si occupa di cultura dal punto di vista pubblico, che sia politico o dirigente, è quello di difendere le condizioni e i presupposti della cultura, combattendo per la sua libertà, anche contro i propri compagni di partito. Dall'altra cita Bianchi Bendinelli, che invece diciamo, era vicino all'ottica gramsciana dell'intellettuale organico, e che quindi l'impegno intellettuale doveva essere comunque accompagnato dall'adesione al partito, e quindi dover in qualche modo guidare le attività culturali secondo gli interessi dei propri compagni di partito. Ecco, questa dualità, questa dinamica non ha mai perso di attualità, e tutt'oggi la leggiamo continuamente nelle vicende internazionali, nazionali e anche locali. E quindi questo libro è sempre un bagno di salute
è una lezione, appunto, come dicevo, di manuale politico, civile, amministrativo, e di questo, anche a nome dei tanti collaboratori che oggi sono in vacanza e non sono qui, voglio ringraziarti. Ecco, poi se ci sono domande noi siamo qui. Saluto la Presidente della Società Dante Alighieri e tutte le altre persone che sono venute qui. Se ci sono domande, credo che la nostra ospite sia a disposizione. Le arriva il microfono. Un pensiero che ho fatto molte volte. L'altra sera vedevo la trasmissione Il Borgo dei Borghi, ne ho guardati alcuni, piccoli, proprio riposti, addirittura meno di 100 abitanti, eppure tutte le volte si osserva come qualcosa di veramente bello da guardare ci sia anche in questi posticini minimi dove nessuno penserebbe di andare. E allora tutte le volte rifletto e dico: ma gli italiani sentono intimamente il bisogno dell'armonia, del bello, del gratificante per l'occhio, avvertito come qualcosa che arricchisce, e questo dal punto di vista culturale e artistico ha reso l'Italia un unicum. Io penso che in tutto il mondo non ci sia nessuno che possa in questo settore farci concorrenza proprio per questo innato bisogno. E mi chiedo anche da quale eredità di popoli, di culture ci sia stato tramandato questo, dagli antichissimi greci, dalle tante culture francese, spagnolo, oppure del nord Europa, longobardice. Ecco, è un tema che mi affascina. Grazie. Sì, grazie, è molto interessante come domanda, ed è proprio il fatto che noi veniamo, no, da una abitudine a leggere nei nostri sussidiari, dalle scuole elementari alle scuole medie, che l'Italia purtroppo è stata invasa, non era mai una nazione, sembra insomma questa tendenza, no? Fino al momento in cui noi finalmente abbiamo l'identità, ma in Italia l'identità culturale ha preceduto l'identità nazionale. Cioè noi ci siamo dati degli italiani molto prima di avere la sanzione giuridica, perché il luogo, la stessa forma, no? Quando Giuseppe Mazzini dice Dio ha dotato l'Italia di confini sublimi, perché c'è in alto l'Alpi, dice Mazzini in italiano, e intorno il mare, l'immenso mare. Come dire, non c'è nessuna forma così chiara, tant'è che noi l'abbiamo tolta dalla carta geografica e non si vedeva, perché aveva già solo questa forma, no? Che poi è diventato uno stivale, quando lo stivale è diventato quello seicentesco. Però in questo luogo le identità sono convissute in una situazione anche di grande differenza geografica, e quindi ogni luogo si costruiva il suo microcosmo in qualche modo. E poi c'erano delle identità plurali, ci sono state anche delle forti tensioni, però questo incrociarsi continuo anche soltanto di quello che ora chiamiamo il marchigiano con l'umbro, per dire, dal punto di vista culturale, puramente storico-artistico, per noi storici dell'arte una cosa sostanziale è il viaggio di Antonella da Messina, che va dalla Sicilia al Veneto e arriva a Venezia, no? E quindi c'è questo effetto del suo modo di dipingere che condiziona enormemente anche, per esempio, Bellini, no? Insomma, c'ha degli effetti storici, e tutti questi erano però momenti che determinavano una grande ricettività da parte di chi si confrontava. Quindi c'è questo, e l'idea che comunque l'identità culturale è sempre stata diversa. Cioè ci sono sempre stati elementi per cui il tipico collezionista d'arte del Seicento
romano doveva per forza avere anche una quadreria fiamminga. Quindi insomma abbiamo avuto l'Oriente da subito e poi abbiamo anche avuto questa necessità, come dice Maurizio Bettini, grande studioso di storia antica, la cultura binoculare, da un lato classica, dall'altro cristiana, per cui uno entra in un museo italiano, vede le Veneri e le Madonne e se non ha nessuna cultura classica non può leggere la Divina Commedia. Quindi da sempre questa abitudine a confrontarsi con la diversità c'è stata ed è stata vissuta bene, no? E quindi abbiamo anche tanti cognomi in Italia che rimandano alla provenienza, no? Qui uno si chiama francese, un altro si chiama Messina, un altro si chiama pugliese e quindi ecco, questa sensazione che c'erano le identità e che poi arrivano e quindi uno viene identificato con la sua provenienza. Questa capacità di sintesi, che è una sintesi che poi da noi ha una versione spaziale, perché noi abbiamo un grande senso dello spazio che si vede un po' in tutto nel paesaggio, si vede nella prospettiva, si vede nel futurismo, cioè in qualunque momento in cui l'Italia ha usato il passato in modo rivoluzionario, ecco qua che c'è stato un modo diverso di trattare lo spazio, e quindi la cupola, il campanile, insomma, se uno poi va a vedere la bussola, cioè ci sono tanti aspetti nei quali... E un'ultima cosa, il rapporto tra arte e scienza, che recentemente si è un po' perso nell'iperspecializzazione, che è una delle bestie nere del nostro Antonio Lampis, no? Giustamente, perché quando perdi il rapporto tra arte e scienza, che c'è sempre stato, no? Anche nei musei, no? Ecco, una volta che lo perdi, poi il problema della cultura umanistica diventa un problema di quelli che si occupano di letteratura, e invece non è così. La cultura umanistica è la cultura di sintesi, è quella che, per citare la mia favorita Hannah Arendt, permette di elevarsi al di sopra delle discipline che trattiamo per guardare in senso più ampio, quindi quello è il tratto umanistico, no? Qui sono tanti medici, per dire, no? Che hanno invece una straordinaria capacità di guardare la cultura con una prospettiva al di là di quella che è la loro specializzazione professionale. Quindi diciamo che siamo un paese molto fortunato, quindi abbiamo dei doveri, secondo me almeno, nei confronti del resto del mondo. Io, se posso aggiungere una riflessione, avendo per 27 anni mi sono occupato in questa terra molto particolare, noi abbiamo 3 assessori alla cultura, no? Una cultura italiana, una cultura tedesca, una cultura ladina che rappresenta il 3%. No? Ma se voi prendete un altro libro molto interessante di un giornalista non così bravo come scrittore, che è Ernesto Galli della Roggia, ha fatto un libro che si chiama L'identità italiana, e lui dice alla fine l'identità italiana è stratificata. Noi siamo così perché siamo, diciamo, abbiamo ricevuto tutte le influenze che ha citato la dottoressa Marini Clarelli, ma anche tutti i passaggi da nord. Quindi siamo molto tedeschi, siamo molto nordici in tanti aspetti, diciamo anche della percezione della realtà. Se pensiamo alla linea di paesaggio che ha citato la nostra ospite che ha fatto la domanda, insomma è molto italiana nel fatto che noi l'abbiamo in qualche modo catalogata. Noi abbiamo catalogato la linea di paesaggio armonica, consolatoria, che dà benessere nei quadri del Rinascimento, già dal Medioevo e più avanti. Però è un portato che chi si occupa di comunicazione, quindi poi approfondisce le neuroscienze, è un portato che nelle neuroscienze risale molto molto prima, no? Questa ricerca dell'orizzonte, dell'orizzontalità per la pace dei sensi, per la riflessione, eccetera. E quindi l'Italia nel suo piccolo, avendo questa enorme diversità biologica, culturale, artistica, è in realtà un piccolo globo. Noi raccogliamo le aspirazioni di buona parte del pianeta e soprattutto di molta società occidentale, soprattutto appunto quella, come è stato ben detto, meglio di quello che posso dire io, che ha comunque l'ispirazione cristiana e l'ispirazione
diciamo, della grande filosofia tedesca, insomma, e della riflessione dell'idealismo, eccetera. Quindi con queste due cose la linea di paesaggio che noi consideriamo italiana in realtà è un portato universale, ed è un portato che abbiamo nella parte del cervello più istintiva, che le neuroscienze riconoscono come universale. Quindi c'è questa universalità di quello che noi chiamiamo Italia, che ci fa un po' uscire dalla competizione da squadra di calcio, insomma, ecco, noi con la nostra maglia azzurra e gli altri diversi. Alla fine sono tutti un po' italiani o in qualche modo, e noi siamo molto più mischiati di quello che ci siamo abituati a credere. Insomma, credo che sia questa poi un'osservazione complementare, insomma, ecco, che mi piaceva di aggiungere. Altre domande? Eccola. Abbiamo due. Grazie. Allora lei parla egregiamente di questo enorme patrimonio culturale che l'Italia ha, ma in questa fase, con questo overtourism, questo turismo mordi e fuggi, in cui le persone corrono per farsi la fotografia, poi scappano, si perde un po' l'aspetto culturale del nostro patrimonio, secondo lei, con questa forma di turismo? Sì, purtroppo si perde anche il senso del dove sono e del che cosa stanno facendo, vedendo, perché a volte queste crociere che sfornano turisti disorientati, succederebbe anche a noi, perché se c'è una nave poi ci porta, non so, nel Golfo, noi non sappiamo in quale luogo siamo se nessuno ce lo dice, però è anche difficile dirlo, perché se si perde il senso della storia, e qui il tema, che è anche il tema della cancel culture, no? Di questa cultura che vuole abbattere tutto ciò che nel passato non corrisponde ai nostri valori odierni, perché noi ci sono tante cose che critichiamo, ma non è che uno non fa leggere a un bambino l'Iliade perché non ritiene che sia giusto, diciamo, il suicidio o la guerra. Insomma, tutti noi sappiamo che alcune cose vengono storicizzate e quindi il loro portato sulla nostra vita si allontana, però una tragedia greca è comunque una grande esperienza culturale, e perdere questo senso perché non corrisponde porta a delle situazioni paradossali. Quando ho presentato questo libro a Perugia, uno dei relatori era Marco Pierini, assessore alla cultura di Perugia, nonché importante direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria. E Marco Pierini dice: tu pensa, sono stata, lui è senese, siamo stati recentemente chiamati a intervenire con un gruppo a una cena in cui c'erano degli americani, eccetera, e uno mi ha detto: ma sapete che siete stati bravissimi a conservare la scenografia dell'ultimo film di James Bond? E lui ha detto: ma veramente quella è Piazza del Campo? Sì, ha fatto questo. Non esiste niente che abbia più di 700 anni. Vabbè. Quindi erano convinti che fosse una cosa, una guida turistica al Foro Romano non riusciva a spiegare che le colonne erano rotte perché erano antiche, quella era la pietra vera, mentre loro pensavano che fossero delle colonne di oggi spezzate, no? E quindi il concetto di antico, quindi il tema è che bisogna fare una grande battaglia per la storia. È chiaro che però se in Italia uno comincia nel passaggio per un museo a dare una dinamica che a volte può essere anche fatta con l'intelligenza artificiale che ti permette di ricostruire, quindi no? Ecco, adesso voi avete al piano di sopra una pillola per capire, allora anche questo che attira di più è utile, no? Per sapere che noi ora, ecco, per noi quando studiavamo l'archeologia classica 40 anni fa, 50 anni fa, non era così ovvio che fosse tutto colorato, quali fossero le dinamiche. Oggi chiunque può vederlo facilmente ricostruito, e quindi bisognerebbe riuscire in tempo a dare al contesto umanistico gli strumenti per usare queste tecnologie e ciò che l'intelligenza artificiale può fare nell'accumulare velocemente dati e anche nell'apprendere velocemente dall'esperienza, per riuscire ad arginare il fatto che qualcuno possa dire: stanotte scomparirà una grande civiltà con un coniglio.
vicino, non so se avete visto l'immagine. Ecco. Però va bene così, grazie. E un'altra cosa invece che mi interessava era capire come spogliare dal concetto di identità il concetto di patriottismo, ecco. Perché questo è sempre un po' un termine che può così portare anche a dei malintesi. Come si può fare, ecco, in termini culturali, per cercare di spogliare da un patriottismo o da una deriva magari anche più pesante, insomma, il concetto di identità culturale? È una grande domanda. Infatti nel libro io racconto un dibattito che c'è stato tra Ernesto Galli della Loggia e Tommaso Montanari sul tema della patria, no? Quindi hanno fatto delle trasmissioni radiofoniche dell'ultima parte del Covid. E allora Galli della Loggia diceva però il fatto di essere affezionati a un luogo, cioè il fatto che noi non siamo, diciamo, apolidi, ma poi abbiamo un luogo che è il nostro, dove abbiamo le radici, questo è una cosa positiva. Certo, le radici devono essere qualche cosa che ci collega fecondamente, non, come dice Daniele Manacorda, una ragnatela che ci avviluppa, quindi le radici sono quello. Però al tempo stesso dobbiamo anche fare in modo che questa dinamica di patria sia un modo di avere i piedi piantati in un suolo per cui non siamo così incerti sulla nostra identità da non poter entrare in dialogo con quella degli altri, perché è chiaro che più io sono abbastanza sereno, no, sulla mia di identità, più è facile che dialoghi. Questo lo si vede negli squilibri sociali, no? Se una persona è socialmente abbastanza sicura di se stessa e c'è qualcuno che, diciamo, le fa un servizio, un cameriere al bar, eccetera, viene istintivo trattarlo bene. Se una persona ha grandi incertezze deve dimostrare la propria superiorità e quindi lo tratta male per una questione di partenza. E quindi se l'identità è troppo incerta e quindi se l'identità è il modello impossibile della signora che è bella, ricca, colta, che gira per il mondo, che riesce a fare tutto, che parla 40 lingue, che ha, ecco. Allora, se quello è un modello inarrivabile, le persone poi si radicano su un'identità becera, no? E quindi, perché diventa molto più semplice. Se invece, diciamo, questo si realizza in una dinamica che è quella della matriosca, cioè le identità io le apro e le chiudo, quindi io nella mia vita posso essere l'identità della mia squadra di calcio perché a me piace il calcio, mettiamo. Poi ho l'identità del mio gruppo che studia il finlandese, perché noi siamo 10 persone in Italia che studiano il finlandese, può essere, non parlo di me stessa ma in generale, può essere quella del volontariato che faccio al FAI, oppure di quello che mi interessa, del fatto che io leggo tutte queste mie identità fanno di me una persona culturalmente interessante, che neanche si rende conto di esserlo a volte, no? Poi ce ne accorgiamo nelle relazioni quando parliamo con gli altri. E quindi io penso che una cosa da cui molto si vede se l'identità culturale e relazionale sono le conversazioni a tavola, che sono sempre più difficili, non solo per colpa dei cellulari, ma perché la gente non ha argomenti. Se invece si comincia un po' a sbucciare, diciamo, l'altra persona davanti, ad aprire la matriosca, si scoprono delle cose fenomenali, no? Capita a tutti, cioè la gente ha degli interessi vari, purché li possa coltivare, perché se poi da bambino, no? E inaspettati, e questo fa sì che questa capacità della persona di essere di avere l'occhio di mosca perché guarda tante cose e di essere preziosa per gli altri, per quello che ha prodotto sulla sua personalità, questo andrebbe un po', diciamo, anche valorizzato nella formazione. Qui andiamo su un altro tuo cavallo di battaglia.
Ma per citare un mio grande maestro che forse voi conoscete perché è venuto spesso a Bolzano, che è Ugo Morelli, cognitivista e filosofo, diceva non esagerate con questa cosa delle radici, no? E come diceva lei, parlava giustamente di piedi solidi sul terreno. Non siamo alberi. Più importante è avere le gambe veloci in una società così complessa come la nostra. Noi esseri umani non siamo alberi, non esagerate con la retorica delle radici. Lo stesso discorso vale con una cosa che hai citato nel libro e anche in questa conversazione, i valori. Allora, i valori stanno in banca, no? E noi appunto ci dilettiamo con l'arte. Io cito sempre Bernstein che diceva: se incontro i miei colleghi direttori d'orchestra parliamo solo di soldi, se voglio parlare di musica ne parlo con i banchieri. Ed è così realmente. Io che faccio questo mestiere so che con gli artisti parlo quasi sempre solo di soldi e con i banchieri molto spesso di dipinti e di concerti, insomma, ecco. E quindi questa idea che ci diceva Maria Vittoria in questo momento, cioè della matriosca, è verissima. Le grandi personalità hanno interessi sfaccettati, hanno le gambe veloci e sanno parlare di arte anche quando sono banchieri. Quindi dobbiamo appunto essere disponibili alla scoperta, che è poi la base della cultura. Come italiani saremmo facilitati, quindi insomma abbiamo una bella possibilità. E c'è qualche altro intervento? No, grazie. Allora, grazie della partecipazione.